io rappresento le imprese, quindi ho ascoltato con interesse tutto quello che è stato detto, mi sono fatto anche degli appunti e voglio dire anche quello che le imprese fanno. Il tema era fare sostanzialmente uscire dalle crisi attraverso l'efficienza energetica. Bene, allora io parto da un assunto, il senso è questo: innanzitutto dobbiamo dirci una cosa: il risparmio costa, inizialmente costa, a parità di prezzo uno prende un appartamento, cioè non a parità di prezzo, a parità di consumo energetico, uno prende un appartamento che gli costa esattamente qualche 10, 15, 20% in meno. Io credo che la sfida sia proprio questa: bisogna creare cultura attraverso l'utilizzatore finale, quindi colui che comprerà o abiterà quell'appartamento, di avere la conoscenza di essere in grado di capire che inizialmente costa. È un costo iniziale che purtroppo, magari io capisco la situazione, capisco il momento, però purtroppo inizialmente costa, però può dare dei risultati a lungo periodo, ha dei risultati. Quindi io mi ero segnato alcuni aspetti, poi non voglio essere polemico, però le imprese non negano la situazione attuale, anzi, forse la situazione attuale siamo arrivati più per la speculazione a cui noi siamo tutti sommato, noi società siamo ingrovigliati in questi ultimi anni, magari per conto di piani regolatori si è parlato di fatti, che erano più attenti magari a far cassa, far cassa che non a valutare la reale portata di cosa avrebbe prodotto per il territorio. Perché io stesso qualche anno fa dicevo: guardate che continuare a edificare, io sono un costruttore, rappresento il costruttore, continuare ad edificare immediatamente dà un riscontro, dà un ristorno in termini di oneri di urbanizzazione, ma a lungo andare diventano costi ambientali, diventano costi per la collettività, diventano costi comunque che saremo costretti a sostenere. Non è per spirito polemico, però volevo riportare nel giusto binario quello che l'impresa fa. L'impresa non è altro che un esecutore di uno strumento che gli viene messo in mano dalla politica o dalle amministrazioni locali, regionali, provinciali e quant'altro. Quindi io credo che dobbiamo dirci le cose come stanno. E la mia associazione cosa sta facendo? In questo momento sta cercando una riqualificazione energetica dei fabbricati esistenti. Questa è una delle cose che noi cerchiamo di spingere. L'abbiamo fatto anche col piano casa. Il piano casa, noi abbiamo sostenuto il piano casa inizialmente e abbiamo spinto tantissimo perché venga fatto, perché era una misura di estrema urgenza per superare un momento di crisi. I dati li abbiamo già dibattuti molte volte, tutti quanti sanno di cosa sto parlando, sono 26.000 gli interventi eseguiti sinora. Noi abbiamo chiesto e abbiamo spinto perché sia inserito nel piano casa una premialità, che era l'unico sistema per avere qualcosa a che fare con il risparmio energetico, una premialità derivante dal risparmio energetico. E gli altri contributi, il 55% di detassazione, quello che molto spesso sono stati usati per cambiare gli infissi e basta. Questo lo dico all'ingegnere che parlava prima. Io non credo che solo questo intervento sia indispensabile dal punto di vista del risparmio energetico. Molto probabilmente bisogna essere, ripeto, anche ritornare a quello che ho detto all'inizio, creare cultura di cosa serve. E qui voglio richiamare anche l'argomento che è stato fatto riguardo all'assenza dei progettisti, di coloro che dovrebbero essere i consulenti, coloro che ti stanno a fianco prima di dirti cosa fare o cosa non fare. Quindi mi credo che il coinvolgimento e creare cultura anche attraverso ai professionisti sia un passaggio obbligatorio. Quindi anche questo convegno serve appunto, a mio avviso, serve appunto a creare cultura. Un'altra cosa che noi stiamo facendo, quindi abbiamo un'interazione con la regione per una governance regionale per l'energia, quindi in qualità di stakeholder noi siamo ascoltati dalla regione, proponiamo, siamo proponenti. Un altro appunto che mi ero fatto era che io stesso sto cercando di lavorare per ritorno ai professionisti, magari vado di palla in frasca, però gli interventi sono stati molti e io mi sono fatto degli appunti per dei controlli sugli stati di certificazione energetica, in modo che per garantire che il risultato finale sia quello che era scritto sul progetto. Quindi se io vado, non so se sento, magari devo cambiare,
in modo che se il progetto prevede una determinata cosa deve essere certificata, valutata non con le certificazioni da 50 euro che trovi su internet come qualsiasi altra cosa facilmente reperibile. Quindi stiamo lavorando, c'è anche un architetto, l'architetto Mancuso, che tra l'altro è proprio di Rovigo, che stiamo lavorando per creare uno strumento che possa attestare la certificazione energetica dell'edificio. Un'altra cosa, la riqualificazione professionale dell'intera filiera dell'edilizia. Noi stiamo cercando da anni di fare sì che l'intera filiera edilizia sia in qualche modo ai passi con i tempi, a rispondere a quello che ci viene chiesto. Mi scusi, ma non sono convinto che necessariamente dobbiamo passare dal concetto della prefabbricazione, nel senso che se noi dobbiamo, io parto dal presupposto, a mio avviso, ma questo è un discorso personale, che dobbiamo assolutamente recuperare lo storico, l'esistente, senza andare ulteriormente, si parlava di patti, che nessun patti ha dato ampliamenti zero. A mio avviso c'è molto da lavorare sull'esistente. Per lavorare sull'esistente non si può lavorare con la prefabbricazione. Lavorare sull'esistente vuol dire aumentare la professionalità dei nostri dipendenti, che sono dei nostri collaboratori, i nostri dipendenti, che sono assolutamente forze che hanno un'altissima professionalità. Quindi io credo che la prefabbricazione può passare attraverso nuovi villaggi, tipo quelli che si possono vedere in altri paesi, ma in Italia, io mi ricordo che 30 anni fa una casetta la prendevi dall'Ikea in America, proprio dallo scaffale, e potevi montartela da solo. Non è detto che non stiamo lavorando anche a questo aspetto, perché chiaramente noi seguiamo tutto il mercato. La settimana scorsa abbiamo visto un progetto per una casa a risparmio zero, anzi credo che fosse in classe più, mi pare fosse, prefabbricata in acciaio misto altri prodotti ecocompatibili. Quindi io credo che se noi dobbiamo dirci le cose iniziali vanno innanzitutto nella direzione di far cultura. Questo è quello che mi sento di dire da tutta questa bellissima giornata, questa serata. Credo che noi dobbiamo tutti insieme far cultura per il risparmio energetico, perché il primo centesimo risparmiato è il primo centesimo non prodotto di energia. Quindi tutto deve passare attraverso la cultura. Io questo mi sento di dire. Il patto dei sindaci che sentivo prima parlare, noi come ANCI Veneto abbiamo promosso un incontro a cui ha partecipato anche la provincia di Rovigo del patto dei sindaci, portando come esperienza un'esperienza di una provincia, il sindaco della provincia, non mi ricordo, di La Spezia, che erano, so che ha partecipato un assessore o qualcuno, lei non poteva quel giorno, di Rovigo. Quindi noi siamo per condividere i temi che sono stati detti quest'oggi, perché io sono convinto che anche il rilancio dell'economia, delle costruzioni passano attraverso quello che è stato detto oggi qua. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, e se serve qualcos'altro sono qua. Soltanto una precisazione, perché forse io ho ingenerato, non volendo, una confusione dovuta dal lessico. Io ho parlato di prefabbricazione ai diversi livelli, però io non mi riferivo soltanto alla prefabbricazione integrale, quindi agli assemblaggi a secco, in legno, eccetera, quindi alle tecnologie di prefabbricazione pura, ma mi riferivo al fatto che comunque all'uso sempre più importante di elementi e componenti complessi anche nella riqualificazione degli esistenti, cioè i sistemi a cappotto, le facciate ventilate, l'integrazione degli elementi tecnologici nelle coperture, eccetera, cioè di tutta una serie di elementi e componenti sempre più complessi che vengono applicati anche all'edificio esistente, oltre che alla prefabbricazione vera e propria. Quindi questo è, come dire, un po' una tendenza che anche gli elementi prefabbricati in se stessi vengono prodotti altrove, non vengono prodotti in loco. Ecco, questo era il senso del ragionamento, però forse parlando solo di prefabbricazione può essere che mi sono... ho creato un piccolo... tanto per spiegare.